Oggi con questa iniziativa ho voluto coinvolgere tutto il Consiglio regionale nel ricordo, nel rilancio di quella che sarà domani, il 10 febbraio, la giornata appunto del ricordo. E l'abbiamo fatto in una maniera poco formale, ascoltando direttamente dalle voci dei protagonisti, a loro malgrado, di quei tempi. E devo dire che vale molto di più di tante pagine scritte, sono cose che rimangono nel cuore e il religioso silenzio con cui tutti i capogruppo di maggioranza e di opposizione hanno ascoltato queste cose credo che sia la più grande testimonianza a nome di tutto il popolo veneto della nostra attenzione e vicinanza ai profughi e agli eventi di quegli anni. Nel 2004 la legge 92 che sancisce il 10 febbraio solennità civile, giorno del ricordo, finalmente dà uno spiraglio. Dà uno spiraglio per cui questa storia adesso sta uscendo dal 2004, sta uscendo, se ne può parlare. Ecco, questo è un po' un risarcimento morale per noi esuli, è un riconoscimento della sofferenza che è stata fatta e quindi il Consiglio Veneto oggi con questa cerimonia, perché la chiamo proprio cerimonia, ha voluto sottolineare che finalmente tutti hanno capito il nostro problema, in particolar modo il Veneto. Noi ci sentiamo veneti, il leone di San Marco è stato da sempre il nostro simbolo. Tutta l'Istria e la Dalmazia sono cosparsi di leoni di San Marco e le pietre parlano chiaro, ecco, le pietre parlano veneto. Un protocollo serve per far entrare dalla porta principale queste pagine di storia che sono strappate, non se ne trova un rigo nei nostri libri, che si tratti di scuole superiori o di università, dove a Padova c'è ancora una targa che mette insieme Norma Cossetto, vittima della violenza partigiana, con gli studenti partigiani. Per noi della Federazione è importantissimo questo protocollo d'intesa perché vuol dire potenziare il lavoro nel mondo della scuola attraverso l'intervento diretto ma anche attraverso un seminario di aggiornamento regionale per gli insegnanti e anche attraverso un concorso per le scuole attraverso il quale chi vincerà, chi avrà il migliore utilizzo, andrà nei territori, quindi alla Foiba di Basovizza, per capire in maniera diretta e proprio sul territorio i fatti collegati con il giorno del ricordo. Questo è il senso di questo protocollo d'intesa che dovrà essere potenziato ulteriormente per fare un'azione molto capillare nel mondo della scuola veneto.